Una cinquantina di casi accertati e un'altra vittima, l'imprenditore padovano Mariano Bellamio, figura conosciutissima anche per il suo impegno nello sport. Aveva infatti fondato la squadra di baseball della città. Sale la preoccupazione per la crescita dei contagi di West Nile, il cui fulcro sembra essere a Padova, dove la siccità e la moria di pesci hanno creato anche un problema sanitario, oggetto di diverse ordinanze del comune. Dopo quella di divieto di avvicinamento all'acqua, ora arrivano anche le prime disinfestazioni massicce, per ora però solo su alcune zone. La notte fra il 3 e il 4 agosto, fra le 1 e le 4, procederemo con delle disinfestazioni straordinarie nei luoghi dove si sono verificati i casi di West Nile, gli ultimi casi di West Nile in città, in particolare in via Martiri della Libertà e in piazza Caduti della Resistenza. L'invito quindi è per i cittadini di tenere chiuse le finestre perché saranno delle disinfestazioni importanti e nei prossimi giorni proseguiremo con gli altri due luoghi che sono via Baiardi e via Mozart, probabilmente nella notte successiva, ma ci stiamo confrontando con l'ULSS per avere indicazioni su come agire. Ovviamente queste sono attività che appunto facciamo con chi si occupa di igiene pubblica e di sanità, perché sono attività straordinarie che vanno fatte con il giusto calibro, perché eccedere potrebbe comportare degli altri problemi di salute. E quanto grave è la situazione? La situazione ancora non è fuori controllo, dobbiamo però abituarci a questa nuova malattia. L'abbiamo in città, ma purtroppo esiste anche non solo in tutta la provincia, ma ci sono dei focolai ormai da anni in tutta Europa. Il consiglio prioritario per tutti è quello di utilizzare i repellenti, perché sono il modo migliore per combattere le zanzare. Noi facciamo la disinfestazione, però non possiamo arrivare laddove può arrivare il singolo cittadino con l'utilizzo dei repellenti. In particolare la West Nile viene trasmessa dalla zanzara comune, non quindi dalla zanzara tigre, ma dalla zanzara comune, che è quella che punge di notte. Faremo degli info point e anche negli eventi del comune distribuiremo insieme appunto all'ULSS dei particolari delle salviettine con un repellente che sono particolarmente efficaci per la puntura di queste zanzare. Ecco, laddove invece ci sono state delle vittime, ci sono delle azioni particolari? Dove ci sono state delle vittime, dove ci sono queste disinfestazioni, come dire, straordinarie, che però possiamo fare in maniera appunto straordinaria, perché vengono utilizzati dei pesticidi che non possono essere utilizzati normalmente.